Un annuncio caduto nel vuoto perché l'hub del Palacongressi di Agrigento non può aprire perché mancano le dosi di vaccino, come spiega il commissario dell'ASP Mario Zappia. È come fare i conti senza l'oste, insomma, creando inutili aspettative e delusione tra la gente, quando invece c'è assoluto bisogno di certezze. Ma com'è possibile, ci si chiede, stabilire una data e parlare addirittura di quantità di dosi al giorno? Si è parlato di 1200 vaccini, per poi ritrovarsi all'ultimo minuto a dover annullare il tutto. Ci troviamo di fronte ad una decisione affrettata, smentita nell'arco di poche ore. Tutto bello e tutto pronto per quanto riguarda la struttura del villaggio Mosè, ma tutto inutile purtroppo. Speriamo, dice il commissario Zappia, di avere le dosi necessarie entro marzo. Si capisce che l'inaugurazione dell'hub così si allunga. L'unica colpa dell'ASP, se di colpa si può parlare, è di avere, lo ripetiamo, creato delle inutili aspettative, forse non per responsabilità proprie. Non rimane che affidarsi al presidente Draghi perché possa davvero far valere il suo peso e dare risposte che siano sul serio capaci di tranquillizzare i cittadini che si lasciano nella totale confusione e alle prese con le nuove minacce di lockdown. Dopo un anno la maledizione, speriamo, abbandoni per sempre il nostro paese. La data dell'8 era la data dei lavori completati. Per l'inaugurazione è ovvio che deve venire il Presidente della Regione. Il Presidente della Regione, come gli altri deputati, sono impegnati per la finanziaria e troveranno al più presto un momento per venire qua. Tutto questo però sarebbe carente dell'informazione più importante. In questo momento nessuno sta perdendo vaccini perché noi il numero di vaccini che abbiamo li stiamo somministrando ogni giorno e se apriamo l'hub possiamo solo farne una piccola porzione, non in più, perché il fattore limitante in Italia, penso in Europa, ma sicuramente da noi, è il numero di vaccini. Noi siamo arrivati a domenica, quindi avanti ieri, senza i vaccini e la settimana scorsa li abbiamo spesi tutti, somministrati. Quelli che ci danno questa settimana abbiamo una programmazione per somministrarli tutti. Da fine marzo e da aprile, se Dio vuole, come dice il governo nazionale e regionale, avremo un numero tale di vaccini che consentirà a tutti di poter essere vaccinati nel più breve tempo possibile.